raggi e benvenuti alla 12ª puntata del nostro tutorial sull'Austria. Oggi vorrei parlarvi del sistema tributario applicabile alle GmbH e comunque tutte le società di capitali con sede in Austria. In particolare le SRL e le SpA austriache sono sottoposte ad un'imposta sull'utile di esercizio che si chiama Körperschaftsteuer e corrisponde all'IRES italiana. Per tale imposta è prevista un'aliquota unica del 25%. Preciso inoltre che in Austria non esiste alcuna imposta simile all'IRAP e che pertanto sull'utile societario si applica come unica imposta la summenzionata Körperschaftsteuer. A questo riguardo, quando parlo con imprenditori italiani, ci tengo sempre a specificare che se si confronta il sistema tributario italiano con quello austriaco, è assolutamente un errore mettere a confronto semplicemente le aliquote IRES previste rispettivamente in Italia e in Austria. In realtà occorre confrontare la base imponibile su cui si applica l'imposta e non l'aliquota IRES. Ciò perché in Austria vige il principio secondo cui in linea di massima è ammissibile la deduzione di tutte le spese necessarie per la produzione del reddito. In buona sostanza, tendenzialmente dal fatturato della società sono deducibili tutti gli oneri e le spese che l'imprenditore sopporta per poter esercitare la propria attività imprenditoriale. Anche in Austria esistono i periodi di ammortamento, che variano a seconda della tipologia di spesa, ma ciò evidentemente non inficia il principio dell'intera deducibilità dei costi già enunciato. A questo principio sussistono tendenzialmente due eccezioni. In particolare, nel caso di acquisto di un'autovettura, il prezzo della stessa può essere dedotto fino ad un importo di 40.000 euro entro un periodo di ammortamento di 8 anni. Esistono però talune autovetture che sono elencate in un apposito documento ministeriale acquistando le quali il prezzo di acquisto è interamente deducibile entro un periodo di ammortamento di 5 anni e l'IVA è completamente rimborsabile. La seconda eccezione è rappresentata dalle spese cosiddette di rappresentanza, che sono deducibili al 50%, mentre anche per queste spese l'IVA è completamente rimborsabile. Un esempio tipico di spese di rappresentanza sono gli inviti a pranzo o a cena di clienti. In tali casi è possibile inserire in contabilità lo scontrino fiscale rilasciato dal ristoratore indicando a penna i dati del cliente che si è invitato. Se siete interessati a conoscere gli ulteriori vantaggi offerti dal sistema tributario austriaco, non perdetevi la prossima puntata nel corso della quale spiegherò anche come si ottiene il recupero dell'IVA a credito in Austria. Tanti cari saluti a tutti!